Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Pausa musichetta. Questo per dirti che queste sono cose che abbiamo tra virgolette dietro casa, no? Quindi ogni tanto mi senti anticipare questo ragionamento che fa: che cazzo serve far migliaia di chilometri se manco sai dove vivi, ok? Quindi abbiamo la fortuna di vivere in Italia, che è uno dei posti più belli del mondo, ma a parte quello, addirittura nella tua regione o nella tua provincia trovi di quelle cose che manco conosci via. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re? Pausa musichetta. È doveroso precisare questa cosa. Ho sbagliato a dirti che questa è la ciclabile che collega Jesola Mestre. È una strada, perché come puoi vedere alle mie spalle ci sono anche le auto, oltre che a Alessia. Che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto, Che ti getta nel mare, ti viene a salvare. Oh, cosa sarà? Pausa musichetta e pausa panetto. Dall'antico latino panetta, volgarmente oggi chiamato panino o sandwich. Vedi, sono felice nonostante abbia infranto l'albanica regola, che è Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. non solo il panino, però sono felice lo stesso. Ho l'acqua col Gatorade con magnesio e potassio. Camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che Guarda scende. ragazzo, lo so, se con la GoPro vedrai nell'ex Jugoslavia due fenicotteri, non proprio molto rosa, mi pare, come mi suggeriva Alessia prima, che il colore del piumaggio sia dovuto all'alimentazione, però non ne siamo proprio sicuri. 4 fenicotteri. 4 fenicotteri. 1, 2, 3, 4. Ah sì, è vero, Uno è un po' in disparte. che bello, che un po' di spazio. È come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Ah, gli aperitivi veneti.